Il fantasma del castello di Villalta. Au, gringos! Una storia di amore, tradimenti e mistero. Ginevra di Strassoldo, giovane e bella, fu promessa sposa a Federico di Cuccagna. Quando arrivò il giorno del matrimonio, Ginevra dichiarò il suo amore per un altro, Odorico di Villalta, conosciuto ad un ballo. Nonostante l'accordo tra le famiglie, il padre di Ginevra acconsentì al matrimonio con Odorico e nel 1344 i due si sposarono. Ma al loro arrivo al castello di Villalta, Federico Tradito imprigionò Ginevra e assediò il castello. Prima che potesse farle del male, la ragazza si trasformò in una statua di marmo. Odorico, radunando dei cavalieri, riprese il castello e uccise Federico. Quando tornò alla ricerca di Ginevra, la trovò come una statua. In lacrime la abbracciò e la magia la riportò in vita. Ma la felicità fu breve. Odorico partì per la guerra e non fece più ritorno. Ginevra non smise mai di aspettarlo e ancora oggi, nelle notti di luna piena, tra le mura del castello riecheggiano i suoi lamenti.